Un giorno anch'io me ne andrò via così e non sarò più solo. Verrà a prendermi un cavaliere arabo su di un cavallo bianco. Non farai a tempo a girarti che già non ci sarò più. Va bene, torniamo in Italia, come vuoi tu. E quest'anno il posto lo scelgo io? No, senti, Lea. No, Nicolas, niente musei, niente scavi, solo libertà e tanta serenità per Vanni. Perché ti sei fatto superare così, papà? Non stiamo mica facendo le corse. E poi, dopo tante ore, sono stanco e seccato. Ma perché hai scelto un posto così isolato? Come si chiama? Pugno chiuso. Ah, già. Pugno chiuso. Peccato non essere tornati ad Amalfi o a Positano. C'erano tutti lì. Qui mi annoierò a morte. Oh, grazie. Anche a nome di nostro figlio. Il mare. Vanni! Dai, Vanni, sbrigati, andiamo! Vieni, Clipper. Corri. Papà! Papà, c'è il mare proprio qui sotto. L'ho preso bene. Ci mancava pure che non ci fosse.
hai più fame adesso? Poi le faremo sapere quanto ci fermeremo. Bene, signore. Buongiorno. Signora, prego. Pepe, andiamo. Dai, su. I signori al 360 e al 362. Mando subito la cameriera. Benvenuti, signori. Il nostro albergo ha tutti i requisiti per attirare una clientela internazionale. Certo, è aperto solo da pochi mesi, lei capisce. I nostri ospiti non sono molti. Manca ancora quel tocco di mondanità. Purtroppo lavoro per un rotocalco e per noi la mondanità fa notizia. Qui non ho nessuna diva da fotografare. Il servizio sul paesaggio l'ho fatto. Non mi resta che andare via. Visto che è arrivato fin qui, si prenda una bella vacanza. Resti ancora qualche giorno, non si può mai sapere. Oggi, per esempio, è arrivata una famiglia americana, padre, madre e figlio, un ragazzetto. I signori Kingsburg, alta finanza, miliardari, gente bene, jet set. E la signora, senza essere una diva, è molto bella. Sono venuti con una Rolls Royce? Cabriolet? Allora li ho superati a pochi chilometri da qui. E il figlio è un biondino, vero? Sì, anche la signora è bionda, con degli occhi azzurri e luminosi. Potrei fare in modo di presentargliela. Scriva di loro citando l'albergo, sarebbe un'ottima pubblicità per noi. Prendilo! Ecco, marinaio. Ti era scappato l'incrociatore? È un battello a ruote. Ah,
come quelli del Mississippi. Guarda. Ehi, bello. Adesso devo andare. Ciao. Ciao. Bunny, ti sei fatto male? Sì, qui. Oh, no, sciocchino. Non è niente, su. Sì, lo dici tu che non è niente. Guarda, mi fa male invece. Aia. Oggi vado a Manfredonia. C'è una chiesa del 1100, vieni anche tu? No, papà, che me ne importa? Nel 1100 c'erano i guerrieri con le corazze e gli scudi e andavano alla guerra sui loro destrieri tutti bardati. Partivano e via al galoppo sulle montagne a briglia sciolta. Un giorno anch'io me ne andrò via così e non sarò più solo. Verrà a prendermi un cavaliere arabo su di un cavallo bianco. Non farai a tempo a girarti, che già non ci sarò più. Bunny? 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 Ma cosa fai ancora qui? Niente. Pettinati. È ora di cena, papà ci sta aspettando, su. Non sapevo che ti fossi portato i soldatini dall'America. Che cosa te ne pare? È un attacco alla baionetta. Sapessi quanti ne ho fatti di questi disegni in vita mia? Anche a me piacciono i soldatini, quindi non devi vergognarti.
Sono molto più bravo io. Non te la prendere, Bunny. Sei bravissimo anche tu. I tuoi soldatini sono un po' fantasiosi, ma rendono l'idea. Io li ho sempre fatti così. Non li hai mai visti? Su, avanti, svegliatevi, è una giornata bellissima. Facciamo la gita che mi avete promesso. Sempre uguale questa costa. Che noia. E io ne ho abbastanza. Sono 4 ore che giriamo senza senso. È una gita che avevi promesso a Bunny. Io gli ho promesso una gita, non una crociera. Eh già, io per te ho sempre torto. Mi hai trascinato in questo posto sperduto, dove non c'è niente da vedere, dove posso fare solamente il villeggiante. E non ho neanche il diritto di annoiarmi, vero? Tu ti annoi. Che cosa dovrei dire io allora? Qui non ho nessuno con cui poter scambiare 2 parole, perché con te, se non si parla di musei o di scavi, si fa scena muta. Tu almeno ti puoi consolare con i tuoi stupidi libri d'arte. Ma che cosa ne sai tu dei miei libri? Se non li conosci neppure. E poi anche se li conoscessi non li capiresti. Senti, Bunny, appena a terra, andiamo in paese e se c'è qualcosa che ti piace te la compro. Portiamo anche Clipper. Hm? Sei contento? Ti faccio ridere. È la mia divisa, forse. Ma no, tu non mi fai ridere. Sei un bambino come me. Senti, usciamo. Corriamo in paese, ho tanta voglia di correre. Mi dispiace, verrei volentieri con te, ma... Pronto? 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 Pronto?
Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? E bravo il nostro cowboy. Presto, corri! Come si chiama il tuo cane? Clipper. E che significa? Ma come? Clipper è un veliero, un tre alberi da corsa. Io conosco solamente gli alberi piantati per terra, quelli che non corrono mai. Ma dov'è questa spiaggia con le conchiglie? Hai voglia ancora? Cammina, cammina. Mi fanno male i piedi. Ma se vai sempre in macchina, ti dovrebbe far male il culo. Pasqualino, ma quanto ci manca? Tieni pazienza. No, io da qui non mi sposto. Ma come? Hai girato mezzo mondo e sei già stanco. Ma un bambino che fa l'autostop non si ferma nessuno e con questa sono 7. Proviamo almeno con questo. Ferma! 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 Giù. Piano. Brutto figlio di... Oh, pardon, madame. Ah, adesso faremo i conti noi due. Non credere di cavartela così. Fermati! State! Fermati! Oh! Scusi tanto, signor direttore, sono veramente mortificante. Era il tè per le 5. Al latte o al limone? Al limone. Oh, meno male, Prego, non prego. macchia. Ti piacciono? Sì, sì. Anche la mamma fa delle belle fotografie. Perché non gliele fai vedere? Sì, volentieri. Vieni. Mamma, questo mio amico fa delle magnifiche foto. Buongiorno. Per me è Aldo Tavati. Io sono Lea Kingsburg. Questo è mio marito, Nicholas. Salve. Permette che le veda? Certo. Ah, questa è la scogliera sotto il faro. Sì, è un mio reportage sul Gargano. Molto belle, davvero. Si vede che sono di un professionista, non come le mie. Nicholas, Interessanti. Il cavaliere? Per favore, ci No, porti no, la un- prego, lasci che offra io. Al vostro soggiorno in Italia.
Io vorrei solo saper tradurre in parole quello che sento dentro. Dare agli altri la gioia di certe sensazioni. E dalla mia macchina da scrivere, invece, escono parole stentate che nessuno vuole ascoltare. Le mie ambizioni di scrittore sono naufragate nel reportage più banale. Mi sento un fallito. Ho voglia di sbattere via tutto, di andare all'avventura. Sì. All'avventura. Salve. Questa qui è una delle cose più interessanti che abbia mai visto. Baschenis, pittore e prete, 1700. Un'immagine di morte stupenda. Mi scusi. Sempre e non avete mai tempo per me. Sono sempre solo e finisco per giocare con i soldatini. Senti che tuoni, Clipper. C'era una tempesta così la notte in cui il capitano Ahab affrontò Moby Dick. Voglio andare fuori nella bufera e salirò sul faro a vedere i lampi. In piedi lassù sarò come un capitano sulla tolda della nave, come un uomo senza paura. Tu sta qui, Clipper. Non venirmi dietro. E non aver paura dei lampi, sai? Non devi aver paura.
Vanni, ti ho sentito entrare. Ma dove sei stato? Hai la testa bagnata e poi senza pigiama, sentirai freddo. Ma stai piangendo? Volevo vedere il mare sotto la tempesta, ma c'era tanto buio. Non piangerei per questo. Un ometto come te. Cosa ti è successo? Voi due litigate sempre. Anche ieri in barca. Era così bello stare insieme. Mi divertivo tanto. In principio parlavate con me. Poi avete smesso. E avete cominciato a litigare. Ed è finito tutto. Mi dispiace, Vanni. Non piangere. Noi ti vogliamo bene. Non devi dubitarne. Cercheremo di starti più vicino. Quello, guarda. Ecco, ora ti spiego. Prima gli agenti atmosferici disgregano la roccia, poi l'erosione delle onde li arrotonda così e ne mette in evidenza gli strati interni. Buongiorno. Ciao. Mr. Kingsburg? Scusi, la vogliono al telefono, da New York. Da New York? È suo padre. Che belle le navi da guerra. Barra dritta, avanti tutta, pum! Ti piacciono le navi, vero? Sì. Tu sei mai stato su di una nave da guerra? Tu? Io sì, ma era ferma nel porto di New York, un anno fa. Mi piacerebbe essere su una nave quando c'è la battaglia. A te? Certo, bellissimo. Mi ha detto la mamma che tu sei un giornalista. Chissà quante battaglie hai visto in vita tua. Tu sei stato nel Vietnam, scommetto. Ti ci ha mandato il tuo giornale, vero? Beh, certo. Allora, raccontami esattamente come si svolge una battaglia navale. Beh, potrei raccontartene tante. Ma quelle di oggi non sono interessanti. Gli avversari si combattono, si sparano senza neanche vedersi. Una volta era diverso, molto diverso. No, stammi a sentire, papà. Ti prego di non insistere. Perdoni, signore. Qualche contrarietà. No. Niente di straordinario. È una storia che dura da sempre. Fin da quando ero bambino. Mio padre riesce solamente a parlarmi di banche, di investimenti, di soldi. Non ha mai capito che a me interessano altre cose. Gli rimetto a posto io la macchina? No, grazie. Grazie di averci accompagnato.
Brindisi a mia moglie. Hai già bevuto abbastanza. Andiamo via, Nicholas. Non credi che sarebbe meglio? No. È ancora presto. Voglio ballare. Coraggio, metti su un bel disco. Balla anche tu, con quella specie di giornalista. Balliamo tutti quanti! Dobbiamo divertirci! Lo sentivo che sarebbe finita così. Per fortuna c'è lei. Alla salute delle e dei loro giovani amici. Vuole che lo faccia smettere? È inutile, crollerà da solo. Avanti. Sono venuta a scusarmi per ieri sera. Mio marito si è comportato molto male. Non si preoccupi. Mi sono sentita umiliata, offesa per lei. Signora Kingsburg, il suo giornale. Lo hanno portato ora dal paese. Grazie. Mio marito è sulla spiaggia? No, signora, è partito per Pompei e è andato a visitare gli scavi. A quanto mi ha detto, si fermerà un paio di giorni. Grazie. Signora. La vita pubblica. Qui troviamo il foro, centro soprattutto commerciale, i teatri e le terme. L'interesse di questa parte non è solo artistico, architettonico, ma urbanistico, e ci dà un quadro dell'organizzazione sociale dell'epoca. Nicholas, scusate, Nicholas, che si rivede? Arturo! Sono secoli che non ci vediamo. Ti trovo veramente bene, sai? Non mi sarei mai aspettato di incontrarti qui. Ah, sono di passaggio. Tu insegni sempre a Napoli? Sì, e quelli là sono i miei allievi, tutti i ragazzi in gamba. Parlami di te. Cosa hai fatto di bello in tutto questo tempo? Le solite cose. Ah, i soliti viaggi allora? Sì. L'anno scorso siamo stati in Turchia e in Persia. Quest'anno di nuovo in Italia e poi vedremo. E come sta Lea? E che mi dici di Bunny? Ve lo portate sempre dietro? Stanno benone. Immagino che Bunny si divertirà moltissimo. Lo spero. Io devo continuare il giro con i miei ragazzi. Vuoi unirti a noi? No, ti ringrazio. Queste cose preferisco vederle da solo. Ah, certo, e non hai torto. Però dopo potremmo fare colazione insieme, al ristorante degli Scavi. Ah, volentieri.
Ci vediamo là alle 2. D'accordo. Forse la nostra è solo disperazione. Disperazione e solitudine. Comincia fin dall'infanzia. E quando penso a Bunny, a volte ho proprio paura, credimi. Non vorrei essere per lui quello che mio padre è stato per me. Sarebbe terribile. È molto difficile parlare con un figlio. Mio padre con me non c'è mai riuscito. Io con Bunny non riesco a comunicare. Non trovo le parole giuste. Forse perché sono parole che io da piccolo non ho mai sentito. Ma devi sforzarti, cercare l'aiuto di Lea. No, nessuno può aiutarmi. Spero di rivederti presto. Ciao. Lo spero anch'io. Tutte queste cose belle che amo, vorrei dividerle con te, Lea. Vorrei trasmettere a Bunny questo mio amore. E invece eccomi qui, senza di voi. Lea, ti amo tanto. Ma anche a te non so esprimere i miei sentimenti. E allora ognuno va per conto proprio, oggi come ieri, come domani. Guarda, arrivano le navi dei pirati, quelle dei racconti che mi fa Aldo. Sai, Aldo, il mio amico giornalista. Senti, voglio dire una cosa che non ho mai detto a nessuno. Ho deciso di andarmene via, da solo. Vedi quelle navi? Tra poco una, la più bella, che è del capitano dei pirati, che si chiama Malek, si avvicinerà. Allora ci sarà un segnale, un colpo di cannoncino. Tu prenderai la barca e mi porterai da Malek e dalla sua ciurma. Poi tornerai a riva e io ti saluterò. Non mi vedrai mai più, neanche gli altri. Allora, perché non ti prepari? Va bene, non fa niente. Grazie per avermi fatto compagnia. Domani tornerò a trovarti e ti racconterò come un giorno andrò via. Se non arriverà Malek con la sua nave e i suoi pirati, verrà un cavaliere arabo su di un cavallo bianco. Però non farai in tempo a girarti, che già non ci sarò più. Ma tu non parli mai!
Disgraziato! Speravo che quest'estate sarebbe stata diversa. Che il tuo scopo venendo qui fosse quello di ritrovare un'unione. Perché mi ami ancora. Invece non vedevi l'ora che mi togliessi di torno. Volevo infatti che questa estate fosse perfetta. Veramente perfetta. E che è successo? Ogni anno è la stessa cosa. Ogni anno finiamo per capirci di meno. E di chi è la colpa? Sono stanca di farti da madre e di metterti a letto ubriaco, di star sveglia la notte da sola, contando le ore e chiedendomi a che serve andare avanti così. E io sono stanco di sopportare le tue avventurette da 4 soldi. Ma non farti illusioni. Andremo avanti. Gente come noi ci riesce sempre. Siamo passati solo per un salutino. Su, Bunny, andiamo ora. Vorrei fermarmi un attimo con lui. Ma caro, è stato poco bene. No, non mi dà noia, sto molto meglio. Ti prego, mamma, fammi restare. Non so se dai fastidio. Un paio di minuti. Va bene. Ti sei fatto male? Che ti è successo? Niente. Un piccolo incidente. Mi dispiace, Bunny. Sei venuto sperando che ti raccontassi una storia, ma oggi non me la sento. Domani, faremo una bella passeggiata con Clipper. Contento? Corri, corri, americano! Forza, cowboy! Credi che non gliela faccia? Dai, dai, gambe molli! Su, corri! Ecco, questa è la cala dei pirati. Oh, guarda. Che peccato, c'è gente. Che ti importa? È mio padre. Io me ne vado. No, resta. Non vogliono che io disturbi i clienti. Non ti devi preoccupare, non lo disturbi mica, sai. Andiamo giù, te lo presento. No, ciao. Ciao, Pasqualino. Ciao, Bunny. Sei venuto a cercarmi? Non mi piace con la barba lunga. Vuoi che cerchiamo insieme dei bei sassi colorati? Vogliamo fare una gita in barca?
Andiamo all'alba. Potremmo anche fare il bagno. Che cos'hai, Ben? Che c'è? Preferisci fare un giro in macchina? Ci fermiamo a mangiare, noi due soli. Ho capito. Io non so raccontarti storie di pirati, vero? Con tuo padre ti annoi. Parla il signor Kingsburg. Vuole chiamarmi la macchina dell'albergo? Grazie. È tardi, mamma mi starà aspettando. Tanto le navi non arriveranno più, vero? Ma non me ne importa. Ho deciso di non andarmene. Neanche se Malek venisse a prendermi davvero. Quindi non stare in pena per me. Quante storie ci siamo raccontati, vero? Ciao. Questa è per te, mamma, da parte di papà. Mi ero dimenticato di dartela. Se n'è andato di nuovo. Per lui è diventato quasi un divertimento. Si sente sicuro perché gli sono sempre corsa dietro. Ciao, Bunny. Cosa è successo? Papà è andato via. Sì, ma niente di preoccupante. È sempre alle ricerche di qualche museo o di un nuovo bar. Solo che questa volta non gli andrò dietro. Bunny, va a guardare la televisione. Ti raggiungo. Lea, sono addolorato. Forse è per me che...
No, tu non sei che un momento. Da tanto tempo che non c'è entrato più nessuno. Forse era un nascondiglio dei pirati. Shh, piano adesso. Non si può mai sapere. Guarda, che disordine. Saranno scappati di corsa perché arrivava una banda rivale. In quella cassapanca avranno certo nascosto il tesoro. Chissà, forse nel fondo c'è rimasto qualche doblone d'oro. Dai, su, guardiamo. Non c'è niente. Che ne sai? Giù, in fondo, sotto questi stracci. Un tesoro è sempre nascosto. Si deve cercare. Datti da fare pure tu. Dai, forza, entra dentro. Reggi qua che entro anch'io. Così facciamo prima. Butta fuori tutto. Forza. Qui c'è qualche cosa, lo sento, tra questa roba vecchia. È per ingannare i cercatori di tesori. Oh, su, forza, sbrigati. Siamo quasi al fondo. Dai che ci siamo, leva tutto. Amici! Amici! Ehi, ciao Cliff. Beh, che cosa c'è? Che ti succede?
si può sapere che ti prende? Dov'è Bunny? Bunny! Bunny, sei qui dentro? Bunny! Che hai combinato? Ma dico io. Che pazzi. Allora? Niente, ancora niente. Così, contrariamente alle altre volte, lei non ti ha né scritto né telefonato. Perché non fai tu il primo passo? Tanto per cambiare, eh? No. No. È stata sempre lei a venire da me. Scusa se te lo dico, ma il tuo è uno sciocco orgoglio. No, è stato sempre una specie di gioco. Io me ne andavo, correvo a vedere qualche mostra, un museo, e lei mi raggiungeva. Insieme a Bunny. Mi è venuta dietro per quasi tutta l'Europa. Sei solo un egoista. Ma era un modo per sentirsi giovani. Evidentemente si è stancata di rincorrerti. Hai tirato troppo la corda. Va bene. Che cosa dovrei fare? È molto semplice. Per una volta inverti le parti. Va tu verso di lei. Scrivile una lettera piena di tenerezza e di affetto. Chissà da quanto tempo non le parli più d'amore. Scrivile. No, ho paura. Ho paura che non torni da me. Lo dici, ma non lo pensi. Lo sai benissimo che non è vero. Scrivile. Dammi retta. Verrò con te a Venezia. Come tanti anni fa. Ti starò dietro finché non riuscirò a convincerti. Stavolta però il conto dell'albergo lo paghi tu, eh? Grazie. Ti prego, raggiungimi. Qui tra gli ori di Venezia forse saprò finalmente esprimerti quello che sento e che non ho mai saputo dirti.
Le nostre baruffe, i nostri tradimenti, le mie fughe, in fondo nascono solo dal bisogno di trovarci. E non ci riusciamo mai. Vieni, ti supplico. Ho bisogno di te. Sei uno stupido, Nicholas. Bunny, facciamo le valigie. Papà ci aspetta a Venezia. Su, vieni. È già da un po' di tempo che ti sei stancata di auto. Me ne sono accorto, sai. Bunny, ma cosa stai dicendo? Andiamo a Venezia, non sei contento? E dopo? Cosa vuol dire dopo? Dopo andremo in qualche altra città. Papà si metterà a bere. Tu lo lascerai. E poi tornerai da lui. E io sempre dietro, come una valigia. Ma Bunny, che cosa dici? Tu sei un bambino fortunato, puoi viaggiare, vedere posti nuovi, non ti fa piacere? No, quando ero piccolo forse. Ora capisco tante cose, è diverso. Certe volte ho quasi l'impressione di darvi fastidio. Con papà non so mai di che parlare. E poi non riesco mai a farmi un amichetto. Adesso basta, mi sono proprio stancato. Bunny! Bunny! col tuo scialle. Un colpo di vento me l'ha portato via. Volevo riprenderlo, ma ho perso l'equilibrio e poi non ho visto più niente. Ora, non parlare, tesoro. Non affaticarti. Mi sento tutto rotto dentro. Coraggio. Passerà. Tu sei un bravo ometto. Voglio vedere di fuori. Il mare, la spiaggia. Ora non mi lascerai più. No, no. Sta tranquillo.
Pasqualino, ma dove sei finito? Stai davvero correndo con me? Clipper, anche tu sei andato via. Non ti vedo più. Non sarò più solo come il capitano Ahab quando affrontò Moby Dick nella bufera. Andrò più via, anche se vengono a prendermi Malik e i suoi pirati. Non voglio andarmene. Resterò con la mia mamma e il mio papà. Un veliero andrà lontano, molto lontano, verso i mari del sud. Papà, dove sei? Vieni vicino a me. Fate tornare il mio papà. Mi racconterà tante belle storie, come faceva Aldo. Saranno storie belle, bellissime, come le sogno io. Non fatemi morire, sarà tutto diverso ora. Non voglio morire. Mamma, papà. Nicholas, vieni subito. Bunny ha avuto un incidente, è grave. Devono operarlo. Tampone. Polso. Sui 110, aritmica. La pressione tende a scendere. Tampone.
polso è salito ancora. Non ce la fa. Andiamo avanti. Tentiamo, altrimenti è sbaciato. Pressione 60 su 40. È in fibrillazione. Bisogna sospendere. Dargli il tempo di superare lo shock. Accidenti. Dottore, come sta mio figlio? Mi dica la verità. È necessario un altro intervento. Faremo tutto il possibile, signora. Una cosa voglio che tu sappia ora, anche se tutto dovesse andare male. Io ti amo. In fondo, sai, la tua smania di viaggiare non è poi un grande sacrificio. Tampone. Chiudere la sutura. Veda se reagisce. Gliel'abbiamo fatta. È un miracolo. Era un caso disperato. Dottore, io non so come esprimerle la mia riconoscenza. Abbiamo fatto solo il nostro dovere. Tutto bene, l'operazione è perfettamente riuscita. È fuori pericolo, stia tranquillo. Vuol dirmi per favore il numero della stanza? È alla 42, al secondo piano. Grazie.